Abramo, conosciuto come il padre dei credenti, è una delle figure più importanti della storia della fede. La sua vita, segnata dalla totale fiducia nelle promesse di Dio, è un esempio di obbedienza e fede incrollabile. Nato e cresciuto in una grande città della Caldea, Abramo viveva una vita agiata tra splendidi palazzi e idoli pagani. Ma un giorno Dio lo chiamò. In una notte serena, mentre Abramo riposava nel suo palazzo, sentì la voce del Signore che gli diceva: «Abramo, esci dalla tua terra, abbandona la tua patria e la tua casa. Io ti farò capo di un grande popolo e il tuo nome sarà benedetto da tutte le nazioni». Senza esitare, Abramo rispose: «Eccomi». Lasciò la sua vita confortevole e, insieme alla moglie Sara, si trasferì nella terra di Canaan, una nuova patria che Dio gli aveva promesso. Abramo divenne pastore, conducendo una vita nomade sotto la guida paterna del Signore. Nonostante la loro obbedienza, però, Sara e Abramo affrontavano un grande dolore. Non avevano figli. Sara, sterile e avanti con gli anni, viveva con la tristezza di non poter essere madre. Ma Dio non aveva dimenticato le sue promesse. Una notte Abramo fu chiamato nuovamente fuori dalla sua tenda. Il cielo era limpido, pieno di stelle. Dio disse: «Guarda il cielo, Abramo, la tua discendenza sarà più numerosa di tutte le stelle che vedi». Abramo, con una fede indomita, credette ancora nelle parole del Signore. Un giorno, mentre Abramo e Sara erano nella loro tenda, 3 misteriosi viandanti si presentarono alla loro porta. Abramo li accolse con ospitalità e fece preparare per loro un banchetto. I 3 uomini, che in realtà erano messaggeri di Dio, annunciarono che l'anno seguente Sara avrebbe avuto un figlio. Sara, nascosta dietro la tenda, ascoltò e rise incredula. Come poteva lei, ormai anziana, avere un figlio? Eppure, come promesso, l'anno dopo nacque Isacco, il cui nome significa riso, simbolo di gioia e incredulità trasformata in fede. Ma la fede di Abramo doveva essere messa ancora alla prova. Isacco era ormai cresciuto quando Dio, in un'altra notte di chiamata, gli ordinò di sacrificare il suo amato figlio. Con il cuore spezzato, ma sempre fedele alla volontà divina, Abramo si preparò per compiere il sacrificio. Prese Isacco, la legna e il coltello e si diresse verso il monte indicato da Dio. Una volta arrivato, costruì un altare, vi legò Isacco e alzò il coltello, pronto a obbedire al comando più terribile che potesse immaginare. Ma nel momento in cui stava per compiere l'atto, la voce di Dio lo fermò. «Abramo, non colpire il fanciullo. Ora ho visto la tua fedeltà e che temi il tuo Dio». Pieno di sollievo e gratitudine, Abramo sciolse Isacco e, al posto del figlio, sacrificò un capro che era apparso vicino all'altare. Quel giorno Dio rinnovò la sua promessa ad Abramo, benedicendolo e dicendogli: «La tua discendenza sarà numerosa come le stelle del cielo e la sabbia del mare, e attraverso di te tutte le nazioni della terra saranno benedette». Abramo, con la sua vita di obbedienza e fiducia, è considerato il padre degli eletti, colui che con il suo sì a Dio divenne il capostipite di un popolo scelto, libero e guidato solo dalla volontà divina. Sara, sua fedele compagna, è ricordata come la madre del popolo eletto, simbolo di libertà, mentre la schiava Agar e suo figlio Ismaele rappresentano la schiavitù.
Nonostante la sofferenza legata all'allontanamento di Ismaele, questo episodio va interpretato in chiave allegorica, evidenziando il contrasto tra la schiavitù e la libertà della fede, tra chi è guidato dalla legge umana e chi segue con fede la volontà di Dio. Abramo, con il suo esempio, insegna che la vera libertà viene dalla fiducia incondizionata in Dio e nel seguire la sua volontà, anche quando questa richiede sacrifici difficili e incomprensibili. Il racconto di Abramo e Sara non è solo una storia di famiglia, ma un segno del rapporto unico tra Dio e l'umanità. Un rapporto basato sulla fede, la fiducia e l'obbedienza. Attraverso Abramo, Dio ha scelto un popolo, ma attraverso la fede di Abramo, tutte le nazioni della terra hanno ricevuto la promessa della salvezza. Abramo rimane per sempre il padre dei credenti, un uomo la cui vita è stata completamente trasformata dalla sua risposta a Dio. La sua storia ci invita a fidarci anche quando il cammino è oscuro e le sfide sembrano insormontabili, perché Dio, che è fedele, ci guida e mantiene sempre le sue promesse. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.